con il presidente degli Punti, Salvatore Virdis, che ospita questa bella manifestazione della Summer Hate Press. Come è nata, come si sta, diciamo, svolgendo? Siete soddisfatti comunque? Sì, assolutamente sì, buonasera a tutti. Soddisfattissimi, veramente è un grande onore ospitare questa prima manifestazione, grazie appunto a Gianluca, Edoardo, Andrea e altri componenti dello staff che abbiano scelto questo impianto sportivo che comunque dopo tanti sacrifici che abbiamo fatto per realizzarlo ci sta dando, diciamo, onore e premio per quanto riguarda l'organizzazione di questi eventi, che speriamo di farne tanti altri perché merita il tutto, merita la città, merita il quartiere. Stavo vedendo tanti ragazzi veramente validi e comunque si stanno divertendo, è la cosa più bella, quella che vogliamo, il divertimento. Ha parlato di impianto, io me lo ricordo lo stadio degli Punti perché ho fatto le giovanili qua con Paone, era ancora sterrato, Paoni era ancora sterrato e ci portava a correre là, a farci le caviglie fuori dove c'è il, diciamo, l'ulivetto lì, e l'avete veramente trasformato negli anni, piano piano è diventato il vostro fiore all'occhiello. Sì, no, io dal 2017, come ho preso, diciamo, la situazione della presidenza degli Punti Calcio, era uno degli obiettivi principali cambiare naturalmente la struttura e modernizzare il tutto, perché non si poteva andare avanti così. Poi abbiamo avuto la fortuna di fare prima categoria, promozione e 6 anni di eccellenza. Ahimè, quest'anno siamo retrocessi, ma siamo contenti lo stesso perché comunque abbiamo raggiunto veramente il massimo che potevamo raggiungere per quanto riguarda sia la nostra società che a livello di quartiere. Quindi bene, è andato bene anche grazie anche al mio lavoro di personale, che faccio edilizia, quindi siamo riusciti a realizzare progettazione, tutta quanta questa bella realtà che sta funzionando bene. E per il futuro Presca è quello che si chiedono tutti? È quello che ci chiedono tutti, la verità, ripeto, siamo retrocessi, però è un risultato sportivo, quindi bisogna accettare tutti i risultati sportivi anche quando si perde, e quest'anno siamo in promozione e faremo una squadra di promozione. Punteremo molto ai giovani, questo qui diciamo che è una cosa che stiamo lavorando tantissimo, punteremo ai giovani, punteremo moltissimo alle realtà, perché grazie a Dio abbiamo un ottimo settore giovanile, sempre noi siamo abbinati col discorso Cosmos, quindi va benissimo il tutto, però non vedere poi i nostri giovani giocare nei campionati massimi, e questo qua un pochettino ci dispiace. Diciamo dovuto anche all'eccellenza, che è salito troppo di livello, e quindi viene un po' male inserire i giovani, quindi domani e questo domani non arriva mai. Quest'anno, essendo in promozione, il livello è un po' più basso, proviamo questo esperimento, sono sicuro che sarà un successo. Grazie mille Pres, gentilissimo come sempre.